Scatman's World. Ragazzi, ciao a tutti dal comandone veneziano, eccoci qua Fioi, siamo alla tappa number 3, Granville Angers, tappa per velocisti. Speriamo di fare una buona figura, dai. Portiamoli tutti davanti, dopo facciamo un po' di protezioni, poi intanto facciamo una cosa più importante, cosa che mi interessa di più. Allora, Kreuziger, lo possiamo mettere a posto, ok. Aspettiamo gli altri. Abbiamo Polanski. Ok, eccoli qua tutti quanti, buono. Vai. Io me li voglio tutti davanti perché non si sa mai. Albertino Contador. L'obiettivo è vincere la maglia, la generale e quella a squadre. Chi manca? Ok, tutti perfetti. Allora il nostro, chiaramente Leader è una saga da -3 ancora. Cristo di un dio. Bennati -2. Gatto -1. Ma che sporo, ma che sfiga, oh. E Boaro così. Cerchiamo di, a sto punto, mettiamo Polanski a proteggere Saga, ma vabbè. Niente male, però molto male ragazzi, perché abbiamo il nostro leader nelle volate che ha sempre meno, cioè 79 praticamente, cioè, vabbè. Non bene, non bene. Vediamo la mappa. La mappa è un po', diciamo, scorbutica all'inizio, poi comunque insomma va di tranquillata con un falso piano alla fine, ma in discesa, vabbè, comunque niente di che. Niente di che, raga. Tappa per velocisti, questo attacco di questo stronzo, bene, fa piacere. Siamo andati terzi nell'ultima tappa, quindi neanche malissimo, però è chiaro che quando iniziano le tappe belle, dopo c'è Albertino Contador, potrò mettere anche una a proteggere Contador, in realtà dai, per sicurezza. Il nostro leader, dobbiamo sempre proteggere da tutto, insomma, il nostro Albertino. Sarà lui il nostro favore, il nostro leader chiaramente per la classifica generale, speriamo. Mancano 174 km. Diciamo che vorrei vincere almeno una di tappa per i velocisti, solo che abbiamo avversari durissimi. Hai Marcel Kittel, Mark Cavendish, hai tanta gente con i controcazzi purtroppo, sappiamo. Classifica generale. Beh, comunque dai, si sta un po' abituando a questa nuova. Oddio, qua devo andare a fare però. Boaro, vai. Prendi la borraccia, Bora. Boaro a 69 in questo momento di accelerazione. Dobbiamo mettere a guidare il treno. Kreuziger. Cicazzi Kreuziger. E Rogers, va bene, adesso vediamo. Perché Rogers è più bravo in pianura. 140 km, so chiaramente tutta così. Sarà difficile perché devi prendere il momento giusto. Devi prendere il ritmo giusto e non ti puoi permettere errori. Chiaramente se ci sono tappe a cronometro a squadre, le simulo. E anche cronometro normale perché comunque le vado in automatico, quelle preferisco, sono più tranquillo sinceramente. Qua il gruppo è tranquillo, per il momento abbiamo 6 minuti di vantaggio alla fuga della mattina. Eccoli qua, i fuggitivi. Chi abbiamo? Turgot, Sara Motins, Seberg e Dushn. Cioè, chiaramente ecco, comincia subito Mercerman, comincia subito a tirare.
per recuperare, mancano 100 km, 106 km. Io difficilmente vado nelle fughe della mattina, comunque. Versione generale provvisoria dei nostri, chi c'è? Roman Kreuziger. Romano, il piccolo Romano. Giovane provvisoria non ci siamo. Antoine Duchesne primo. Comincia a piovere intanto. Foratura per Mori. Vai di borraccia, vai Boaro. È una tappa, chiaramente faccio vedere tutto perché faccio una tappa alla volta, quindi è per questo che capite che nella carriera non possiamo fare così, perché adesso è un momento di stallo, nel senso, è più un pensare, adesso sto pensando a come muovermi adesso per gli ultimi 20 km, che dopo è là che ci giochiamo tutto, insomma, alla fine. 65 km all'arrivo, la fuga di giornata ormai se n'è andata, cioè a 2,50 sarà ripresi sicuramente. Guarda come tirano. Caduta per Howard, caduta per Howard. Perde contatto Howard. Eccoci qua. Sta pioggia può rompere un po' i coglioni, speriamo bene. 44 km. Per sicurezza prendine un'altra, tanto. Dai Boaro, dai che ti sono un boarotto. 35 km. Tra poco dobbiamo cominciare a tirare il primo uomo. Mettiamo Rogers come primo, aspetta. Facciamo a ragionare. Allora, no, Rogers al secondo. Partiamo con Kreuziger. Ok. Partiamo con Roman Kreuziger. Tra un po', aspettiamo ancora un attimo. Dai 20 km partiamo noi. Ok, ok. Allora, Romano. Lo mettiamo a 80. E devo andare già di gel. Mettiamo dietro Rogers. Poi dietro a Rogers. No, Gatto dietro a Rogers. E il buon Sagan dietro a Gatto. Vai. Partiamo un po' prima stavolta. Vai Romanone. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai Kreuziger. Siamo a 12 km signori, siamo a 12 km Kreuziger. Mi deve dare tutto Roman. Dai Roman, devi darmi tutto Roman. Adesso vediamo un po'. Speriamo di non stancarli troppo. Teoricamente la botta finale ce l'hanno. Vai Kreuziger, fai il tuo lavoro sporco Romanone. Fai il tuo lavoro sporco Romanone. Adesso tocca a Rogers tirare. Ok, vai Rogers. Questa salita un po' fastidiosa. Intanto attenzione. C'è anche ci siamo dimenticati di Bennati. Ci siamo dimenticati di Bennati, la facciamo così. Bennati quanto ha? Ok. Lui ce la tira. La tira a Bennati. Facciamo una doppia. Proviamo una doppia. Mi sono dimenticato come un pirla. Purtroppo. Mettiamo a tutti il gel. Vai di gel, vai di gel. Vai di gel, vai di gel, vai di gel. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Vai. Vediamo, speriamo di inculare gli avversari così. Con un doppio treno. Doppio treno comendiano. Doppio treno comendiano. Attenzione però Sagan è indietro, non capire. Sagan a sto punto. Lo cazziamo. Lo cazziamo dietro. A Bennati.
Proviamo. Lo vedo bene l'inglese. Ok, adesso siamo a 2 km. Adesso l'inglesino mi lancia. Bennati. Ok. Per Sagan aspettiamo, lo usiamo per ultimo. Oscar gatto, Oscarino gatto, vabbè un po' indietro il gatto ce lo siamo un po' persi. Vai. E noi stiamo su Kreuziger adesso. Vai. Cioè stiamo no su Kreuziger, stiamo su Sagan, che cazzo dico. Vai. Vai ragazzi, vediamo se ce la facciamo. Vai tutto a cannone. Vai a cannone. Vai Sagan. No. Non ci credo. Siamo secondi, terzi e quarti. Cosa ho fatto? Non ci voglio credere. Ho fatto una gran cosa in realtà, perché ho portato il treno praticamente quasi a vincere. Secondo, terzo e quarto. Mai successo una roba del genere, non ci credo. Adam Blight secondo. Adam Blight secondo. Perché in pianura anche 73. Cazzo, Sagan è una bomba. Però Blight... va un più, conta tanto la forma. Vabbè, secondi, terzi e quarti, ragazzi. Ho fatto a livello di squadra qualcosa di devastante. Peccato, però. Potevamo vincere, potevamo vincere. Christoph è stato fenomenale. Grandi, però, dai. Grandi, grandi, grandi. Sono partito ancora un po' tardi, però, Christoph vince ancora. Christoph maglia gialla, Kreuziger è quarto. Ok, Montagna Turgot. Appunti Christoph. Squadra, giovani, vabbè. Squadra, cazzo, siamo ottavi. Avete 7 secondi, però, ok. Siamo là, raga, siamo là. Non male, non go, non bad, not bad. La quarta tappa ancora pianura, ok, per velocisti. Buono, raga, dai, quarta tappa ancora 230 km, quindi molto lunga, però insomma una pianura molto... Qua voglio provare qualcosa, qua ragazzi, sarà un... come si dice, una tappa a sorpresa forse. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!